Il nuovo Ponte Vecchio sta prendendo forma. Dopo la chiusura prolungata delle scorse settimane, che ha messo a dura prova la pazienza di esercenti e residenti, è iniziata la posa delle piastre di pietra della parte laterale del camminamento. Poi si passerà alle 2 terrazze panoramiche e alla pavimentazione con l'ormai celebre terrazzo veneziano non lucidato. E anche in questo caso siamo noi di Rete Veneta a farvi vedere quale tipo di piastre viene utilizzato per il ponte, dato che dall'amministrazione di Elena Pavan non è arrivata alcuna informazione, nessuna foto, men che meno video o rendering. Esattamente quel che è successo con il materiale per la pavimentazione, la cui unica immagine è come sempre quella che avete visto nei nostri telegiornali. Lo stesso si può dire per l'illuminazione, di cui non è possibile conoscere alcun dettaglio. Le uniche anteprime sono quelle viste durante le operazioni di prova organizzate dagli alpini. C'è chi parla di una proposta con le luci del tricolore, sovrintendenza permettendo, e secondo alcune fonti c'è anche il rischio che la posa delle lampade si concluda dopo la data prevista per l'inaugurazione. Ma di questo non c'è traccia nella comunicazione dell'amministrazione di Elena Pavan. Ai bassanesi e agli amanti della storia e della tradizione del Ponte Vecchio, monumento nazionale e orgoglio del Veneto conosciuto in tutto il mondo, non resta che aspettare ancora qualche settimana. Poi, finalmente, il ponte tornerà a nuova vita.